Sono 383 gli immigrati che stamani sono arrivati a Porto Empedocle, raccolti dalla nave Open Arms, battente bandiera spagnola. Gli occupanti sono quasi tutti provenienti dalle zone subsahariane del Marocco e si è proceduto alla loro identificazione. Inizialmente la nave doveva sbarcare nel porto di Augusta, ma a causa degli incendi che per ora hanno imperversato nelle zone del Catanese, le autorità portuali hanno deciso di farla sbarcare a Porto Empedocle. A scendere il primo di tutti un bambino preso in braccio dai soccorritori della Croce Rossa italiana, che insieme alla mamma è stata accompagnata per i primi soccorsi al centro di prima accoglienza all'interno del porto. A garantire i primi soccorsi i volontari di Save the Children, quelli della Croce Rossa italiana. Gli immigrati saranno equamente spalmati nel territorio siciliano e anche in Basilicata, e una cinquantina di loro nella nostra provincia. Presente il nuovo questore di Agrigento Auriemma. Al suo primo sbarco, le autorità portuali con il comandante Parisi, il prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Queste persone sono state soccorse in mare, sbarcano qui a Porto Empedocle, che abbiamo ricevuto ieri sera la comunicazione dal Ministero dell'Interno. Come al solito la macchina si è messa in moto in tutta la sua organizzazione abbastanza consolidata, ma come ha detto ieri sera giustamente il signor Questore, va sempre controllata e oliata ed è cosa giusta. Sono più o meno 400 persone, la procedura sarà la solita, scenderanno dalla nave, entrano in questa tendostruttura, primissima assistenza là dove ce n'è bisogno, controllo sanitario, pre-identificazione, seguiranno le procedure vere e proprie di identificazione delle persone. Poi d'intesa col Ministero dell'Interno è già previsto un piano di distribuzione. Di queste 400 persone solamente 50 rimarranno nella provincia di Agrigento, le altre 350 sono distribuite all'interno della stessa Sicilia e una parte in Basilicata. Ecco perché ci sono già pronti i servizi dei pullman che trasporteranno i migranti nelle diverse destinazioni. È tutto abbastanza tranquillo, abbastanza organizzato, si darà ovviamente la massima attenzione all'assistenza a queste persone, di ciò che avranno bisogno. Comunque sono state raccolte da una nave di queste ONG.